Buongiorno cari amici, benvenuti alla 51esima lezione di radiestesia basic del vostro marito veneziano. In questa pillola parleremo di serenità e antipanico e anche di purezza interiore, così da coadiuvare e incentivare il nostro strato psicoemozionale. Ma prima di fare questo, il vostro marito veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Degario di Marito Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete alle 20:30 ogni lunedì sera il Degario e Marito Veneziano coadiuvati a Milas tengono un percorso esoterico gratuito in cui si può parlare di radiestesia, radiestesia e anche di Kabbalah e ermetismo e quant'altro. I link sono sotto qui in descrizione, se volete lasciate anche un bellissimo commento e anche un super like. Eventualmente il vostro marito ha superato i 1000 iscritti e ha la community dove potete anche vedere questi circuiti che il vostro marito mette qui in opera. Bene, iniziamo subito questa piccola lezione di radiestesia. Vi ricordo che ce ne sono parecchie prima di questa, cioè siamo già nell'ordine delle oltre 50 lezioni di radiestesia, e quindi se è la prima volta che capitate in questa potete andare nelle altre dove c'è una bellissima e nutrita playlist. In più ci sono circa più o meno 800 video di esoterismo sempre nel canale vostro marito veneziano. Bene, partiamo subito, mettiamo testimone e chiediamo se questo percorso, questo trattamento di serenità e antipanico può servire al nostro caso, perché può capitare che in alcune situazioni noi andiamo in panico e abbiamo bisogno di serenità e di purezza interiore. In questo caso qui il pendolino, vedete, ci dice di sì, quindi andiamo sul sicuro che questo percorso, questo trattamento funzionerà per noi. Bene, passiamo al prossimo circuito. E vediamo che abbiamo il circuito induttore magnetico, questo qui per dare un pochettino di forza. Quindi cosa facciamo? Mettiamo la nostra fotografia qui, prendiamo il nostro pendolino, non è obbligatorio ma possiamo farlo, e in questo caso qui daremo forza magnetica vitale ai nostri corpi sottili, forza suggestiva e forza di volontà. Quindi lo attiviamo con almeno 21 giri minimo e lo posizioniamo tranquillamente in un posto sicuro, massimo un mese questo qua. Poi per rinforzare ancora usiamo questo circuito che serve proprio per prendere da tutte le forze planetarie il concetto e la forza cosmica dell'uomo, mettiamo il nostro testimone e anche qui, per essere sul sicuro, lo attiviamo col nostro pendolino. E anche qui massimo un mese, così da avere questa forza vitale. Poi andiamo avanti e abbiamo il circuito per la purezza interiore, perché è un circuito psicoemozionale in cui abbiamo bisogno di rivalorizzare e di estrapolare dal nostro sé superiore le purezze interiore che in fondo abbiamo. E quindi mettete anche qui la vostra fotografia e lo lasciate a tempo indeterminato in qualsiasi posto, un posto tranquillo, non ha bisogno del nord. Andiamo avanti, e questo qua è per la purezza interiore, ve lo ricordo, che serve per favorire lo sviluppo e per far affiorare in una persona queste qualità, allo scopo di esprimerle in ogni momento della sua vita. Quindi questo circuito agisce a livello psicoemozionale su una persona allo scopo di stimolare le qualità positive per superare gli squilibri energetici indispensabili per una corretta crescita spirituale. Questo è importante, la purezza interiore. Poi chiaramente se noi in questi periodi di stress psicoemozionale, visto anche la situazione a livello mondiale, questo qui lo possiamo utilizzare un giorno prima che noi affrontiamo una prova importante in cui ci sentiamo a livello diciamo tra virgolette emozionale o tra virgolette psichico un pochettino debilitati. E allora cosa facciamo? Allora utilizziamo questo circuito qui per fare in modo che ci dia un aiuto. Questo circuito quindi si propone un'azione energetica coattivante che ha lo scopo di eliminare queste condizioni improvvise, spesso prive di fondamento, che provocano una sensazione di spavento e di sgomento e smarrimento, meglio conosciuto appunto come attacchi di panico, che in certe circostanze sorge e bloccano
e paralizzano la mente e il cuore, rovinando sovente il risultato di colloqui. E quindi questo qui lo utilizziamo quando magari abbiamo discussioni. Come si usa? Si lascia un giorno prima dell'esame o della discussione in cui noi dovremo affrontare, per poter fare in modo che la cosa non ci colpisca. Un viaggio, ad esempio, ci sono persone che hanno dei problemi nei viaggi, allora un giorno prima mette proprio a testimone e lo lascia attivo e poi dopo lo toglie. E poi quindi anche questo circuito psicomozionale per dare più serenità, si mette sempre la foto. Questi circuiti possono lavorare contemporaneamente perché lavorano su più piani vibrazionali con le loro onde di forma. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Legame Marietto Veneziano e anche di andare a vedere le altre 50 abbondanti pillole sulla radiestesia radionica gratuita del vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!